Noi lavoriamo, paghiamo le tasse, creiamo occupazione e sviluppo. Casi come quelli accaduti, cioè di aver subito un furto all'interno della propria sede aziendale, queste cose sicuramente penalizzano lo sviluppo della nostra terra. Noi per questo ci siamo rivolti alle istituzioni e loro hanno risposto tempestivamente. E puntuale è stata la visita dell'assessore regionale alle attività produttive Mariella Lobello e del presidente dell'IRSAP Sicilia Maria Grazia Brandara, una visita nella sede della SEAP incontrata a San Benedetto che si occupa da Agrigento del trattamento e smaltimento dei rifiuti. Nei giorni scorsi l'azienda era finita nel mirino di una banda che ha portato al termine la sua missione furtiva portando via un mezzo e un'auto. Quello che è accaduto nei scorsi giorni invece ci fa non tornare indietro, ma ci preoccupa. Rappresenterò per questo alle forze dell'ordine e dal prefetto la necessità di un'azione sinergica tra tutte le forze del territorio. Rappresenteremo al Ministero dello Sviluppo Economico la necessità di avere misure straordinarie che guardano alla sicurezza intanto delle nostre aree industriali, perché è chiaro che qui insieme ai settori dell'agricoltura, insieme alle tante occasioni di sviluppo legate al turismo, c'è il futuro della nostra terra. Non possiamo lasciare soli, e in questo senso la mia presenza qui, non possiamo lasciare soli le imprese, non possiamo lasciare soli gli imprenditori coraggiosi. Era nostro dovere essere oggi qui presenti. È chiaro che se questa terra non si libera dalla zavorra della criminalità organizzata e non potrà mai avere speranza di sviluppo. Siamo qui, studieremo anche delle misure per poter garantire la sicurezza a tutte le zone industriali, a tutti gli agglomerati, 33 agglomerati industriali della Sicilia, perché se ci poniamo l'obiettivo di attrarre investitori, se non garantiamo la sicurezza, credo che insomma, diventerà un obiettivo irraggiungibile. Ecco perché sono contenta e sono grata al governo regionale che sono certa farà di tutto per porre in essere delle iniziative in questo senso. E solidarietà alla ditta SEAP è arrivata anche dal governatore della Sicilia Rosario Crocetta. La mia solidarietà prima di tutto va all'impresa, a Sergio Vella. È assurdo quello che si è verificato ad Agrigento. Le imprese debbono lavorare in pace. Le imprese devono lavorare in pace perché è chiaro che poi questi episodi di criminalità sono stati, la criminalità ha negato per decenni lo sviluppo della Sicilia e nel momento in cui noi siamo finalmente ripresa e una Sicilia sull'orlo del baratro, finalmente negli ultimi 2 anni abbiamo avuto segni importanti di ripresa con un PIL che si è implementato in 2 anni del 3,6%, il dato più grande a livello nazionale.